Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Geremia. Il messaggio di questa sera è per me un po' il proseguio del messaggio di questa mattina. Questa mattina abbiamo parlato del fatto che un credente nato di nuovo è una persona che ha trovato un gran tesoro e questa scoperta cambia tutto. Adesso leggiamo in Geremia, al capitolo 20, leggiamo dal verso 7 al verso 9. Il nostro messaggio è sul verso 9. Geremia 20, verso 7. Tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno, ognuno si fa beffe di me. Infatti ogni volta che io parlo grido violenza e saccheggio. Sì, la parola del Signore è per me un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Fino a qui, accomodatevi. La grande onestà di questo uomo di Dio ci ha fatto arrivare questo testo. Un uomo che era sincero davanti al Signore, non nascondeva i suoi sentimenti a Dio, aveva capito che non ha alcun senso raccontare delle storie al Signore, Lui conosce il nostro cuore e quindi era un libro aperto Geremia per il Signore e gli confessava tutto quello che aveva nel cuore. Ma era un uomo ubbidiente al Signore, era un uomo che amava il Signore, era un uomo che lo serviva e l'ha sempre servito anche quando personalmente, umanamente avrebbe preferito fare altro o dire altro. E lui qui lo testimonia, dice io un giorno ho accettato di seguirti, tu mi hai fatto forza e mi hai vinto, hai persuaso il mio cuore e io mi sono legato a te per servirti, ma non sempre servirti è facile. Ho in bocca sempre parole dure, il suo ministero era quello, si è trovato in un tempo storico terribile, quindi doveva denunciare lo sviamento di Israele. E quindi dice, io parlo sempre di violenza, di saccheggio, di giudizio. Non è facile, Signore, io vorrei lasciar perdere. E poi dice nel verso 9, è sincero davanti al Signore ed è sincero verso se stesso. Se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più del suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa. Mi sforzo di contenerlo, ma non posso. C'è nel mio cuore qualcosa che hai fatto tu, oh Signore, e che io non posso contenere. Questo è il messaggio di questa sera. Questo è quello che voglio condividere con voi. Dio è per noi un fuoco ardente nel cuore. Amen. Essere col Signore significa aver a che fare col fuoco, non giocare col fuoco, quella è un'altra cosa.
ma chi ha a che fare col Signore ha a che fare col fuoco. Dio viene e accende un fuoco. Dio viene e dà la vita a uomini che vita spirituale non hanno. Noi eravamo morti spiritualmente, abbiamo incontrato Gesù e adesso siamo vivi. Amen. Noi eravamo perduti e adesso siamo nella casa del Padre. Noi eravamo poveri e adesso siamo ricchi. Dio ha fatto un'opera meravigliosa. Dio ci ha donato la vita. Chi vuole la vita deve cercare non la vita, ma Dio. Chi vuole la vita vera deve cercare il Signore. Chi vuole la vita eterna deve cercare Dio. Chi vuole la vita che rimane per sempre, non va mai via, non diminuisce, deve cercare il Signore. Chi vuole la vita esuberante deve cercare il Signore. L'unica sorgente di vita che esista nell'universo intero è Dio e nessun altro. Lui dà la vita, Lui alimenta la vita, Lui rende costante la vita e se noi vogliamo essere vivi, noi dobbiamo essere nel Signore. Amen. E ringraziamo il Signore che ci ha dato la vita. Siamo vivi per grazia di Dio. È costata una morte, è costata la morte di Gesù. Gesù è morto per noi, ma noi siamo vivi per Lui. Lui ha pagato il prezzo e ora noi abbiamo avuto ampio accesso alla vita che il Signore ha donato. E ora noi siamo in una vita abbondante, in una vita esuberante. La vita ci appartiene. La vita è il tratto caratteristico dei figli di Dio. Noi siamo nella vita, siamo battezzati nella vita, apparteniamo alla vita, siamo vivi. E di una vita che nessuno ci può togliere, nemmeno la morte fisica ci può togliere la vita che il Signore ci dà. Alleluia. E questa vita è ben raffigurabile dal fuoco. Parla bene della vita il fuoco, anche se non è un elemento vivo, però è vivo. Il fuoco parla di vita e quando noi ci esprimiamo così, ci esprimiamo bene. Quando Dio ci ha dato la vita, Dio ha acceso un fuoco nel nostro cuore. Alleluia. Dio ha acceso un fuoco e solo Lui lo può accendere. Raffigurato dal rito dei Leviti, vi ricordate? Nel tabernacolo. Il fuoco fu acceso da Dio e da lì prese inizio la relazione personale di quel popolo con Dio, una relazione spirituale, una relazione sacerdotale. Dio ha fatto partire il fuoco e da lì tutto è partito. E Dio ha fatto partire il fuoco nel nostro cuore. Ha acceso un fuoco dentro di noi il Signore. L'ha acceso Lui. Ha fatto qualcosa che non poteva fare nessuno e quel fuoco ha preso vita. È stata forse una scintilla, dice il cantico. Ha preso vita, si è alimentata, si è ingrandita e ha dato vita al nostro cuore, salvezza. E noi abbiamo il fuoco di Dio dentro di noi. E chi ha incontrato il Signore, ha avuto vita nel Signore, ha scoperto che il suo cuore improvvisamente è stato riscaldato. Un cuore freddo è stato riscaldato dal fuoco che ha acceso il Signore. Molti ci avevano provato prima, ci avevamo provato noi stessi prima, ma nessuno era stato capace. Poi è venuto il Signore, ha acceso un fuoco, il nostro cuore si è scaldato. Abbiamo iniziato a sentire dei sentimenti che erano nuovi per noi. Abbiamo provato delle cose che non avevamo mai provato prima. Abbiamo visto delle cose in una maniera nuova. Dio ha acceso un fuoco e il nostro cuore si è riscaldato. Il cuore dei credenti è riscaldato dal Signore. Questo fuoco ha illuminato la notte nella quale noi camminavamo. E ora noi camminiamo nella luce. Ogni nostro passo è illuminato dal fuoco che illumina il cammino e ci rende sicuri in Dio.
Dio ha acceso un fuoco. Alleluia. E se c'è qualcuno che non ha il fuoco di Dio nel suo cuore, chiede al Signore, dal cielo arriverà una fiamma ardente che divamperà nel cuore e spazzerà via tutte le cose che non possono sussistere, e quel fuoco prenderà corpo e brucerà e ci darà la vita e ci darà la forza e ci darà il calore e ci darà la luce, il fuoco di Dio nella nostra vita. Sia benedetto il nome del Signore. E quando è venuto Gesù ha inaugurato una stagione nuova, l'era della grazia, è l'era in cui il fuoco si accende nel cuore. Tanto è vero che Gesù è risorto, è salito al Padre, ha mandato il suo Spirito e il suo Spirito dimora in quelli che accettano Gesù come Salvatore. E il fuoco che raffigura lo Spirito Santo è in noi, quello Spirito dimora in noi, quel fuoco è in noi, Dio è in noi come un fuoco vivente che ci dà vita. Gloria a Dio. Grazie Signore per il tuo fuoco. Geremia lo testimonia. Tu mi hai fatto forza, Signore, mi hai vinto. Io provo, ma nel mio cuore c'è un fuoco ardente. È lì, Signore. Io sono vivo per grazia tua. Tu mi hai toccato, tu mi hai chiamato, tu mi hai trasformato. Hai acceso un fuoco lì dentro e lo sento, Signore. Sento il fuoco che tu hai acceso nel mio cuore. Io sono vivo fin quando sento quel fuoco. Sento la tua presenza. Alleluia. Può essere questa la nostra testimonianza. Sento la tua presenza non come qualcosa di fisico, ma come un fuoco che alimenta qualcosa nel cuore e non riusciamo bene a comprendere cosa, ma sappiamo che è lì e brucia alla gloria di Dio. Ma dice Geremia, nel mio cuore c'è come un fuoco ardente. È un fuoco ardente. È un fuoco scoppiettante. È un fuoco in movimento. Sento dentro di me, oh Signore, non soltanto che tu hai acceso un fuoco, ma dentro di me tu hai acceso un fuoco ardente. È un fuoco che mette in movimento il mio spirito. È un fuoco che non mi lascia passivo. È un fuoco che dentro di me fa sentire che io non posso star fermo. Il tuo fuoco è così, Signore, e lo testimonio. Tu hai acceso qualcosa che mi fa muovere, che mi mette in moto, che mi fa camminare, che mi fa alzare, che se sono abbattuto mi dà la forza di rimettermi in piedi, che se ho lo sguardo basso mi spinge a guardare più in alto. C'è nel mio cuore un fuoco che arde, è ardente, brucia nel mio spirito e mi spinge a muovermi, a fare qualcosa. Il fuoco di Dio nel cuore è vivo, è in crescita, è un fuoco stimolante. Dio non viene nel cuore di una persona per accendere quella fiammettina che noi accendiamo nel fornello di casa al minimo e la vedi a malapena se sei nella luce. Dio non viene per dare quella scintilla, accendere un fiammifero. Dio viene e accende un fuoco nel cuore dell'uomo, della donna che danno il cuore a Cristo per creare un fuoco ardente che inizia ad alimentarsi e muovere quel cuore, muovere quella vita, perché testimonia della vita e della vita del Signore. Non è una vita a mezza misura, non è una vita sufficiente, non è una vita a spizzichi e bocconi, è la vita del Signore, parla del Signore, è il fuoco di Dio. E allora si muove, e arde, e alimenta, e suscita, e muove il cuore a crescere nel Signore. Tanto è vero che, e
Questa è la prova per noi, che davvero il Signore ha acceso un fuoco nel nostro cuore. La nostra prova, il fuoco che Dio accende, non lascia inerme e passivo il credente nel quale Dio ha acceso il fuoco. È così, è la nostra prova. Qualcuno vuole avere la prova che Dio ha realmente acceso un fuoco e non l'abbiamo acceso noi con le nostre torce. Qualcuno vuole avere la prova? Sappia che il fuoco di Dio è ardente. È ardente. Tanto è vero che il Signore profeticamente ci dava questo principio. Quando dice nel Levitico, il fuoco rimarrà acceso e non lo si lascerà spegnere, perché il mio fuoco ha la caratteristica di ardere e non stare fermo e mettere in una santa e benedetta agitazione il cuore nel quale sta ardendo, per farlo muovere, per smuovere lo spirito e spingere quell'uomo, quella donna a fare qualcosa per Dio. Se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa. Mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Il fuoco che hai acceso tu, oh Signore, cresce dentro di me, mi spinge. Non c'è credente, e lo dico con una certezza assoluta, non c'è credente che abbia il fuoco di Dio nel suo cuore, che non senta presto di dover fare qualcosa per Dio. Non c'è, perché il fuoco di Dio agisce così. Non c'è un cuore infiammato dal fuoco di Dio che non senta dentro di sé improvvisamente il desiderio di fare qualcosa per il regno di Dio, di muoversi. Sento dentro di me che c'è qualcosa, io devo fare qualcosa, io devo dire qualcosa, io devo mettermi in moto, io devo mettere la mano da qualche parte e agire per il regno di Dio, io devo servire il Signore, io devo lasciare le altre cose e dare qualcosa a Dio, perché c'è dentro di me un fuoco e mi sforzo di contenerlo, ma mi accorgo che non l'ho acceso io e mi chiama al cielo e mi spinge a procurare frutti per il cielo. È lì e si muove. E voglio star fermo, ma non posso. È il fuoco di Dio che ha cambiato la mia vita. Fratello, sorella e amico, se hai il fuoco di Dio nel cuore, lo saprai, se sentirai una benedetta agitazione dentro di te, che ti dice, io non posso rimanere così, io devo fare qualcosa per il Signore. Diversamente, ed è un po' il meccanismo che questa mattina applicavo al tesoro, se tu puoi vivere la tua vita dicendo pure che il Signore è buono con te, ma il tuo cuore non si agita per fare qualcosa per il Signore, anche se ti sforzi, non puoi contenerlo, allora forse non è il fuoco di Dio. Fratello, come sei radicale? Non ci possono essere altre modalità? Ma noi che cosa stiamo facendo qui? Noi arriviamo quasi tutti da una religione tradizionale che ci è stata imposta, ma noi abbiamo cambiato qualcosa. Perché? Noi abbiamo incontrato il Signore, noi abbiamo incontrato un Dio vivente, e questo Dio vivente dà la vita accendendo un fuoco. Dio non viene per fare le carezze, Dio viene per cambiare le vite. Dio non viene
per renderci uomini tra gli uomini, donne tra le donne e vivere la nostra contemporaneità al meglio delle nostre possibilità. Dio viene per lasciare il segno in questo mondo attraverso di noi e lo fa accendendo un fuoco nel cuore che alimenta il desiderio che deve uscire fuori e servire l'Iddio che ha acceso questo fuoco. Se non è così, non è il fuoco di Dio. Non è il fuoco di Dio. Mi sforzo di contenerlo, vorrei soffocarlo. E se fosse un altro fuoco, Signore, ci riuscirei. Ma dice Geremia, questo fuoco l'hai acceso tu, è caduto dal cielo su di me, mi ha dato la vita. Io mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Continuerò a servirti, perché dentro di me si alimenta il desiderio di fare qualcosa per te. E questo movimento interiore viene dal tuo fuoco, Signore. È un fuoco, se è il fuoco di Dio, che nessuno può spegnere. Perché è il fuoco di Dio. No, noi possiamo sicuramente. Se non dimoriamo nel Signore, possiamo. Ma se noi dimoriamo nel Signore, quel fuoco è alimentato, nessuno lo può spegnere, perché viene da Dio. Perché nessuno può chiudere le porte che Dio apre. Nessuno può soffocare le cose a cui Dio ha dato vita. Nessuno può farlo. E non ci sarà prova, non ci sarà difficoltà, non ci sarà grande ostacolo nel nostro servire il Signore che impedirà alla nostra vita di andare avanti alla gloria di Dio, perché nessuno può spegnere il fuoco del Signore. È una forza indescrivibile che Dio dà al credente e che ci dà la capacità di rimanere in piedi nel cuore della tempesta. È un fuoco che è acceso non dal basso, è acceso dal cielo. E niente può affievolirlo, non c'è scoraggiamento, non c'è nemico, non c'è nulla che può soffocare quel fuoco, perché Dio l'ha acceso e nessuno lo spegnerà. È il fuoco del Signore, è il fuoco della nostra vita, è ciò che ci rende vivi, è ciò che ci incammina per il cielo, è ciò che ci permette di dare la gloria al Signore. Dio è venuto per accendere un fuoco nel nostro cuore. Fratelli, Dio è venuto per accendere un fuoco nel nostro cuore. Dio non è venuto per raccontarci delle storie. Dio non è venuto per farci vedere delle cose migliori di altri. Dio è venuto per accendere un fuoco nella nostra vita. Dio è venuto per darci la vita che procede da Lui e che cambia tutto. Che cambia tutto. Che ci permette di avere raccolti 12 volte l'anno. Che ci permette di portare frutto anche nel deserto. Che ci permette di vincere ogni ostacolo, che ci permette di servirlo di fronte a ogni difficoltà. È il fuoco di Dio. E quando noi parliamo di autentiche conversioni, questo stiamo dicendo. Di un Dio che accende un fuoco nel cuore. Quando è che la vita è veramente trasformata? Quando tu vedi il fuoco in una persona che era morta spiritualmente, era confusa nelle strade di questo mondo, aveva i suoi progetti, ma che progetti erano? A distanza di 2 anni, cosa vuoi fare nella tua vita? Spero di trovare un lavoro. Spero di vivere una vita quieta in casa mia. Ma voi pensate che un Dio così grande viene per darci una vita così limitata? Dio viene per accendere un fuoco. E noi lo sapremo se questo fuoco inizierà ad agitarci dentro. Ci farà sentire vivi spiritualmente. E noi diremo a un certo punto, non posso contenerlo. Non posso. Hai acceso un fuoco, Signore. Io sono vivo,
E adesso voglio vivere per il tuo regno, voglio vivere per la tua gloria. E nessuno spegnerà questo fuoco. E io continuerò a servirti nelle difficoltà, tra gli avversari, ma il fuoco rimane. Mi sforzo di contenerlo, ma non posso. L'hai acceso tu. Avvenne a Paolo, avvenne agli apostoli, avvenne agli uomini di Dio, avvenne a credenti che forse non ebbero ministeri particolari, ma sono rimasti ardenti lì dove il Signore li ha posti e hanno iniziato a mettere mano all'aratro e a servire il Signore, a dimostrare che erano vivi. Dio li aveva vivificati, Dio aveva dato loro la vita eterna. Dio è venuto per questo. Lo vogliamo ringraziare, che ha acceso un fuoco nel nostro cuore e ora siamo vivi, ardenti, luminosi, caldi, alla gloria del Signore. Ci alziamo in piedi, ringraziamo il Signore.